Raffaele Padrone, esponente del sindacato FSP Polizia, che è venuto per fare le ultime raccomandazioni in vista del Capodanno. Sì, buonasera, grazie direttore dell'invito, più che altro per passare a dare le ultime avvertenze a chi giustamente, dico giustamente, festeggerà magari in maniera più casalinga, perché in piazza le normative parlano chiaro, non ci si potrà incontrare per eventi particolari, nel rispetto neanche delle normative Covid, perché sapete che quelle sono all'interno degli quelle casette o quei villaggi natalizi. In questo momento le raccomandazioni sono le solite: attenzione, sono già stati sequestrati parecchi chili e numeri di petardi, di esplosivi anche illegali, che avevano marchiatura non proprio corrispondente alle norme CE e soprattutto alle norme sugli esplosivi, e quindi la raccomandazione è nell'acquisto legale, ma che devono essere utilizzati da persone adulte per far divertire, ripeto, i ragazzi, i bambini. C'è bisogno che l'adulto segua queste norme di sicurezza, insomma, più idonee chiaramente persone di una certa età. Anche lì non andate chiaramente a raccogliere petardi non esplosi, perché potrebbe succedere l'inghippo proprio in quel momento. Si raccomanda appunto, come fanno i colleghi della scuola artificieri, di buttare chiaramente dell'acqua sui petardi non esplosi, ma di non raccoglierli immediatamente. Ogni volta ci sono le stesse raccomandazioni, perché qualcuno poi magari nella nostra regione, che non abbiamo grosse abitudini di utilizzare petardi di grande con carica esplosiva così importante, come può succedere in paesi chiaramente in regioni del sud Italia, però purtroppo abbiamo anche noi i nostri feriti ogni anno. Come dicevo l'altro giorno, quando ci siamo salutati per farci gli auguri, attenzione anche alla guida. È vero che quest'anno non ci sono questi eventi di piazza, ma sicuramente, e lo danno i dati statistici di quelle che sono le vendite all'interno dei grandi supermercati, i ragazzi, le persone, gli adulti si stanno tutti comunque, in gran parte chi può, organizzandosi per grandi cenoni. Lei fuori programma chiedeva questa attività di controllo. È vero che il Ministro dell'Interno ha dato e emanato a prefetti e questori circolari per l'attività di controllo. Diventa molto difficile poter controllare quelle attività all'interno di una casa privata. È chiaro che se questa attività nasce e si sente da capannoni o da abitazioni isolate che qualcuno chiama, abbiamo l'autorità per poter entrare in casa e chiedere effettivamente cosa e vedere cosa si sta consumando. Quindi, mi sa che ne vedremo delle belle. Io credo che il controllo del vicinato in questa giornata del 31 dicembre rispecchierà un po' quello che voleva dire lei. Quindi il controllo del vicinato sarà sicuramente quello che ci darà da fare, perché è chiaro che su una chiamata non possiamo esimere di entrare nell'abitazione e vedere e controllare quello che si può fare. Però mi raccomando, al dopo, cioè la guida in stato di ebbrezza non deve essere visto come il reato, deve essere visto come quello di causare incidenti, e purtroppo magari qualcuno che proprio in quella giornata non ritorna nelle proprie abitazioni. Credo che sia questa la visione totale, non quello del fare reato o commettere reato. Bene. Io approfitto, ho sentito dal vostro TG che inizialmente avete dato la notizia che il questore di Pordenone, il dirigente superiore della Polizia di Stato Marco Dorisio, lascia Pordenone, e quindi anche a nome della Federazione Sindacale di Polizia che rappresento, gli auguri per il nuovo incarico
nella città nuova di Monza Brianza, quindi nella nuova questura, a lui i migliori auguri non solo di buone feste a lui e alla famiglia, ma anche chiaramente di buon lavoro. Poi vedremo col questore nuovo di salutare anche il dirigente superiore Carocci Luca, che arriva dal compartimento di Trieste. Bene, della Polizia Ferroviaria. Lunedì 10 gennaio. Sì, sarà qui il 10 gennaio, come un nuovo dirigente che arriva da Padova arriverà a Pordenone. Ecco, quindi questi sono gli auguri che il sindacato fa ai nuovi dirigenti, chi ci lascia, chi arriva. Comunque per il 2021 abbiamo concluso le nostre e ci vediamo il prossimo anno sempre puntuali, grazie alla redazione di Telepordenone e al suo staff. Grazie a voi grazie e grazie a casa a tutti. Un ripasso adesso in quasi conclusione, un ripasso sul gran garbuglio di norme anti-Covid che il nostro governo ci ha propinato con questo ultimo decreto. Vediamo.